Buongiorno, buongiorno anche da parte di Manu, ma oggi Manu non c'è. Non Per- ci sono, Sì, ma però praticamente non si ricorda niente, gira la testa, sta facendo tutta la riabilitazione dopo l'infortunio, e l'infortunio era al polso, però, ma io sto male alla spalla, non so dappertutto. perché. Grazie ad Alice che la sta un po' risistemando un po', però sta muovendo tutte le cricche, quindi è un po', vabbè. Sono Niente, vecchia. dove andiamo oggi? Allora ci troviamo a Maiga Pianetti, praticamente vicino a Schio. C'è questa stradina, Io non l'ho più. Ah, no, è un ripetitore, no, non comunque ci vede. sono anche orda. Esatto. Allora, questa strada qua adesso d'inverno è così, infatti io, sebbene 4x4 gomme invernali, ho montato anche le catene per la discesa. Salire non è stato un problema, ma non è bellina, però d'estate non c'è nessun problema. Laggiù c'è la Maiga. E niente, cosa andiamo a fare oggi? Non lo so. Oh, ma mi interrompe sempre. E oggi andiamo a vedere un percorso qua sul Monte Novegno, praticamente con trincee, postazioni, bunker, un po' di tutto, qualche cima, vediamo anche, penso, non lo so quante ne Sono facciamo tre, le ho perché, prese prima. ma bisogna vedere che quante ne saliamo. E, e anche malga ronchetta dovremo trovare, e forse un'altra malga, boh, due o tre malghe, due o tre adesso andiamo a vedere. Bene. C'è un po' di tutto. Buona visione, nel frattempo che noi ci scaldiamo, qua sotto c'è il tasto iscriviti, se volete seguirmi per vedere tutti i video e niente, ci fa piacere, ci aiuta. Ciao ciao, a dopo. Ecco, lassù ci sono dei camosci, eccolo là che si muove, che va. L'altro invece è già scappato, che ci ha sentito. Quindi siamo anche in ottima compagnia. Non so se lo vedete. Qui lungo il sentiero potete ammirare che ci sono degli strani personaggi accartocciati nell'albero. È comodo. Comodissimo. Ok, andiamo? C'è stato qua. Ok. Eccoci a Maiga Ronchetta. Wow, penso che ci sia proprio un bel panorama laggiù. Qui a fianco alla Maiga troviamo anche questa struttura, camera cubica. Ah, ma c'è già qualcuno. Salve. Salve, salve. Vediamo se riesco. Un piccolo bivacchetto. Adesso siamo a Malga Fontana, quota 1330 e noi prendiamo il sentierino che sale su qua. Adesso siamo arrivati da qua. Sì, pieno di zoccoli. Si mettono qua per avvistare. Wow! Madonna! Spettacolo! Wow! Ecco là le gallerie che dobbiamo andare a fare. Vedo dei buchi. Vedendo questi sassolini che sono caduti qua giù, e sinceramente da dove sono caduti, meglio passare abbastanza in fretta.
Eccoci qua sotto al Monte Calliano. Qua dovrebbero esserci delle fortificazioni. E infatti, eccoci qua all'ingresso della galleria. Dovrebbe tagliare fino all'altra costa, almeno da GPS. Mamma mia che sole! Oddio. Un labirinto. Andiamo dritti prima. Ma che cos'è? Allora, posso dire che tutta la fatica della salita, adesso ce ne manca ancora un po', ma già è ripagata da questa galleria. Una roba spettacolare. Poi in più questa giornata qua con le nubi, bello, bello, bello. Vero? Quando una donna mi dà ragione mi sento soddisfatto. Non è una donna, la mia. A chi è che capita una roba del genere? Nessuno. Ecco, ad esempio, questo monte non era in traccia, ma abbiamo visto che c'è una croce lassù. E quindi abbiamo deciso di spaccarci a merda. In maniera proprio elegante. Eh sì. Saliti anche a questo monte. È stata dura, eh? Dai, Nova! Forza! E Manu? Cioè, eravamo là, potevamo andare via tranquilli, che laggiù in fondo là c'è il forte. Andare avanti con la nostra visita, no! Manu, siamo qua, andiamo! Postazione mitragliatrice. Ecco, qua siamo sotto al Monte Rione, c'è il Forte Rione, magari si accende anche una pila. Qua c'era una bella robina che sparava. Oh, e qua si andava in trincea. Ecco, qua siamo sopra al Monte Rione.
Qua c'è il forte Rivon, però è chiuso per manutenzione. Ok, adesso scendiamo giù dal Monte Rione, facciamo tutto questo sentiero qua in cresta o giù di lì, in ripida discesa dovrebbe riportarci alla Malga. Malga? Eccoci a Busa Novegno. Manu si sta documentando e quello là dietro, che vedete una croce laggiù in fondo, deve essere il Pria Forà, forse, non vorrei dire una fesseria. Bene, noi adesso scendiamo qua, dovremmo trovare una sorta di forestale. Eccoci giunti di nuovo al punto di parcheggio. Insomma, non ci racconta com'è andato il sentiero, tocca a lei stavolta. Allora, sentiero bello, molto panoramico, anche perché comunque eravamo sopra le nuvolette. Bello. E diverse malghe, diverse gallerie, bello. Sentiero anche abbastanza facile, nel senso che non ha niente di tecnico. Non dire adatto a anzi, tutti perché ci hanno detto che non puoi più dire adatto a tutti. se sono adatti a tutti. Io se sono pericolosi lo dico, infatti, la cima del Monte Coglione. No, non è così. Poi vi scriviamo, non mi ricordo il Metto il nome. beep. Caglione. Well, non lo Qualcosa so. del genere, vabbè, dopo. E quella un po' perché vabbè c'è neve, perciò bisogna stare molto molto attenti dove si mettono i piedi, perché sotto ci sono rocce, perciò occhio alle gambe. E allora quella sì, magari ecco, non a tutti. E un'altra cosa, ecco, quello sì, non solo forestale ma lungo i sentieri, tante piccole frane. Allora magari anche Ma lì. pensavo alle tracce di lupo. Sì, beh, quelle dappertutto, praticamente eravamo dietro al lupo, non l'abbiamo visto. E il lupo era dietro il camoscio l'abbiamo visto. Sì, stamattina. Ah sì. Due camosci. E niente, appunto, Comunque niente. fare attenzione alle frane, ecco. Ok. Quello è il tempo che gli diamo. Cioè. Per me è sentiero molto molto bello, soprattutto se a uno piace il panorama, perché è molto panoramico, anche la vita che abbiamo fatto, panorama 360 bellissimo, e anche perché è appassionato di guerra. Cioè, qua c'è un mondo da vedere, purtroppo ci siamo presi un po' tardi, ma c'era tanto tanto tanto. Peccato il forte che era chiuso per manutenzione, perché sennò anche quello là secondo me è tanto Magari bello. informatevi su internet Se riapre, esatto. Bene. Bene, ci vediamo alla prossima. Se non lo avete già fatto, ricordatevi di seguirci qua. Tasto iscriviti e sei a posto. Bene, Ciao, ciao ciao. ciao, alla prossima.